da un momento no, rialzare la testa dopo un mese complicato, due squadre che vogliono tornare a respirare vittoria. Amici di Sport Sili, buon pomeriggio da Federico Aldarella, stadio Alberto Licaoli, 14ª giornata e penultima d'andata del campionato di eccellenza siciliana Girone A Super Giovane, penultima, 12 punti, molto in difficoltà, ma entrambe hanno una gran cosa in comune nonostante gli 8 punti di distacco da Chinnici. Pallone perso, occhio a Torres Martinez con la porta vuota. Orosco si opposta alla grappa di Mario Maltese, contatto in aria, l'arbitro aveva il fischietto in bocca e non ha fischiato. Altro episodio molto dubbio di questa gara. Chinnici, Maltese a terra, ma il San Giorgio gioca anche in uno in meno. Torres Martinez prova il destro, largo, adesso tutti infuriati. Graziano su tutti a parlare. Prima di entrare in campo Chinnici ha corso le punizioni rispettivamente alle mattonelle. Va Chinnici col sinistro, rientra per Bisconti! Man mano, ci mette la mano e mette in calcio d'angolo. Grande intervento il portiere della Super Giovane e Mazzola adesso si può battere con Pace che alza le mani. Va a sventagliare al limite per Chinnici che si coordina! E palla che scende ma non si abbassa. Corso con la sventagliata d'altra parte, salta Torres Martinez, Ginel ha toccato ma è scivolato, allora passa Torres Martinez che poi va col destro, chiude Marrone, cross di Ginel verso Cotugno di testa, Sisè. Ancora Mendia, lavora su quel binario la Super Giovane, finta di Mendia che manda al bar Visconti che è l'unico momento di questa gara, poi Cabrera prova il destro, largo, prova ad affacciarsi anche la Super Giovane che non trova pace. Orosco va la pallone, interessante per Cotugno che deve andare a duellare con Tricoli, si mette avanti Cotugno che allarga per Orosco che è salito, va con il destro il numero 8 e conclusione che balta sopra la porta che ha molto campo, alza la testa il numero 2, va il cross in mezzo, allontana Pennisi. Poi in difficoltà qui Mendia sbaglia Graci in area di rigore col sinistro a giro, pallone alto sopra la traversa, in area Bisconti, Graziano, Maltese, Pace guarda la porta però va sul secondo palo a cercare Parisi che fa la torre, va in porta invece il suo colpo di testa sopra la traversa e man mano la fa sua. L'arbitro fermi il gioco va a parlare con il direttore di gara perché forse si deve sospendere in match per la grandine. La chiama Torres Martinez che si ibri in aria, metti il pallone in mezzo per Azzimati, controllo sinistro di Azzimati largo, troppo vicino e si avvicinando tantissimo Maltese che sul secondo palo, era sbucato Torres Martinez, poi Graziano, stop e destro che finisce fuori di un nullo, occasione San Giorgio, ma si mette avanti, bravissimo Francesco Graci, ci serve pure fallo, si prosegue, corso su questo pallone, lo mette in aria, interessante per il numero 11 che non può arrivare, era partito alla grande, prima vede partire Azzimati e buona apertura per lui, Azzimati correva ma la palla si è fermata sulla pozzanghera, finta di Azzimati che leva, Caprera di fondo, poi il colpo nel volo di Maltese e il miracolo di Mammano. Finta di Cabrera che si complica la vita e allora può andare il San Giorgio con la corsa di Pace, ma fischia 3 volte l'arbitro, finisce 0-0 allo stadio Alberto Licaoli, un punto per entrambe, per San Giorgio e Super Giovane Castelbuono.